Un racconto drammatico, quello di stamattina del giudice Alessandra Camassa, deponendo al processo che vede imputato il generale Mario Mori di favoreggiamento nei confronti del boss Bernardo Provenzano. Paolo Borsellino, dice alla Camassa, si distese sul divanetto del suo ufficio alla procura di Palermo e iniziò a lacrimare. Poi disse: «Non posso credere che un amico possa avermi tradito». Io e il collega Massimo Russo restammo sorpresi, imbarazzati. Così, prosegue il testimone, eravamo andati a trovarlo per parlare di alcune indagini, ma all'improvviso Borsellino cambiò discorso. Dopo quello sfogo non avemmo la forza di chiedergli nulla, ma io ebbi la sensazione che Paolo avesse ricevuto da poco una notizia che l'aveva sconvolto. Il giudice Camassa ricorda che quell'incontro avvenne alla fine di giugno, ma è ancora mistero sull'identità del traditore a cui fece riferimento Borsellino. Camassa racconta poi di una confidenza che gli avrebbe fatto l'allora maresciallo Carmelo Canale, stretto collaboratore del giudice Borsellino. Nel giugno del 92 Canale mi disse di parlare con Borsellino a proposito del ROS. Canale riteneva che Borsellino si fidasse troppo dei vertici del ROS. Anche lui l'aveva messo in guardia, ritenendo i vertici pericolosi, ma senza risultati. Da parte mia non dissi niente a Borsellino, sapevo quale rapporto di grande confidenza aveva con i carabinieri. Il PM Nino Di Matteo ha chiesto: ricorda se Canale le fece dei nomi parlando dei vertici del ROS? Il testimone dice di ricordare, anche se non con certezza, i nomi degli ufficiali del ROS, Mori e Subranni.